Eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio e adesso è il momento che io amo tanto, l'Immigrante, sigla. Ovviamente io gli ospiti dell'Immigrante me li scelgo, li vado veramente a cercare in maniera meticolosa, però oggi sono veramente felice di avere l'ospite che sto per presentarvi perché ha una vita pazzesca, veramente ha potuto fare tante cose interessanti e adesso ce le racconterà. Lei è una biologa, una ricercatrice, io amo tantissimo le persone che fanno ricerca e oggi in modo particolare ne possiamo anche parlare. È qui con noi Silvana Campisi. Grazie di essere qui, Silvana. Buonasera, grazie Gio di avermi invitato, sono onoratissima e felice di essere con te a questa trasmissione. Io sono felice io di averti perché come avevamo già parlato, hai avuto una vita, hai attualmente una vita bella piena, ma insomma arrivi da tante esperienze diverse tra loro e questo mi ti fanno vedere ancora di più con ammirazione perché io amo veramente le persone che si sanno mettere in gioco sempre e tu l'hai fatto partendo da un piccolo centro che si chiama Sambuca ed è ad Agrigento, giusto? Sì. Ecco, non faccio gaffa perché avevo detto ce ne sono due, una in Toscana e una in Sicilia. Sambuca di Sicilia. Sambuca di Sicilia ed è arrivato agli onori delle cronache perché ha messo le case in vendita a €1, 7-8 case, poi non so come è andata a finire. È stata eletta Borgo più bello d'Italia nel 2016 esatto. E da lì è partito però tutto. diciamo comunque un piccolo centro e poi parliamo che è stato eletto il borgo più bello d'Italia adesso, quindi nel 2016, diciamo, quindi quando sei nata tu era un posto abbastanza, come dire... Io sono nata là perché i miei genitori sono di origine di Sambuca però sei cresciuta a Palermo. E ci tenevano a farci nascere là. Sei una sambucese. Sono una sambucese di nascita, palermitana di vita. Palermitana veramente, dentro. E adesso andiamo subito a vedere la tua prima fotografia, la possiamo vedere lì e poi partiamo con il tuo racconto che è veramente interessante sotto tutti i profili. Qui sei tu bimba? Sì. Qui ho 2 anni. Te la ricordi questa? Ce lo ricordi quando l'hai fatto la foto? No. Sai che ci sono delle persone che invece a quell'età già hanno un ricordo. Poi all'epoca si andava dal fotografo, suppongo, no? Non mi ricordo nulla. Niente, quindi di questa foto non avete mai parlato? Questa foto me l'ha dato mamma, ce l'aveva, ne aveva tante, mamma e papà, e quindi era così. Che infanzia è stata la tua? La mia infanzia è stata normale come tutte le bambine, è stata un'infanzia a Palermo con mamma, papà, mamma stava a casa e faceva la signora a casa. E quindi era casalinga, come si usava insomma come si usava a quel tempo. periodo. Papà era un avvocato. Papà devo dire che è stata una persona molto aperta. Nei riguardi di noi figli ci ha sempre lasciati liberissimi di fare quello che volevamo, sempre molto severo e molto controllore. Però cioè ti dava gli orari, a quest'ora torna a casa, non puoi uscire da sola, sì. Con chi ti faceva uscire? No, sempre con qualcuno la che... zia, la cugina? No, zia e cugine, forse cugine. Zie no. Quindi non ti mandava, non faceva io mamma te tu, nel senso non ti mandava il guardiano. No. Però cugina più grande, non da sola. C'era lo struscio lì? No, io ero a Palermo, quindi non c'è uno struscio a Palermo? No, a Palermo c'era una vita normale come tutti quanti. Io andavo a scuola al Sacro Cuore, ti premetto, che è una scuola abbastanza severa, molto severa. E tu hai detto che negli anni hai capito da dove arrivasse Io ho poi questo tuo modo di essere ligia? Le madri del Sacro Cuore erano, perché adesso... tant'è che si è chiuso, erano molto molto rigide e molto esigenti. Per cui non è stato facile. Tu dici che la tua disciplina... quella disciplina, però soprattutto l'autodisciplina ci hanno insegnato, ci hanno abituato. E fino a 18 anni io sono stata da loro semiconvinta, uscivo alle 5. Quindi...
pensa Gran che parte ogni, della giornata, che ogni sabato ci davano la nota per come ci eravamo comportati durante la pensa te, settimana. quindi Pensa proprio tu. rigido. Che Io però ho una foto che tu non mi hai dato, però l'ho cercata io perché ti volevo far vedere questo luogo, vediamo se ti ricorda qualcosa e spero di averla messa bene. Questa? Guardala lì, guardala lì, guardala Guarda, lì. questa mi fa Questo posto si chiama sorridere. Charleston, è No, questo stupendo. posto è il Non è Charleston, un no. altro? Questo c'è stato il Eh. Charleston lì, che è un ristorante, Esatto. ma quello è lo stabilimento balneare di Mondello. Di Mondello, non si chiama Charleston? No, Pensa, invece c'era. Allora, c'era qualcosa il mi... Charleston lì, che era un bel ristorante, ma questo è storicamente certo. quello che è stato creato, che poi sì, dai sì. parenti di mia cognata addirittura dopo, e negli anni 20, perché Mondello era una zona tutta paludosa, poi è stata tutta bonificata e poi è diventata negli anni 20 piano piano E tu qui quella ci che è andavi ora. però? Sì, Mondello, se io non Guarda sempre vado lì, guarda a sempre lì. Mondello è come anche un giorno, è come una rigenerazione, lo sai, io ti ho detto, per me la rigenerazione è a tutto campo. Poi ne hai fatto un motivo di vita, diciamo. Un motivo di vita, adesso ci arriviamo. a passare da Mondello, le acque a Mondello, l'acqua di Mondello. Certamente i mari saranno tutti bellissimi, ma Mondello è Mondello. Vabbè, infatti perciò l'ho messo, perché sapevo Sì, di questa tua questo è verissimo. particolarità e affezione a questo posto. Poi tu ti trasferisci a Roma. Poi Quando? mi trasferisco a Roma appena sposata. Appena sposata. Tuo marito lo conosci giù? Sì, lo conosco giù, però poi veniamo tutte e due qua. Comincio a lavorare alla RAI e ho fatto qualche... Perché tu pensa, io non lo sapevo, quando ci siamo sentiti mi hai detto ma io facevo una cosa, anche io ho fatto un programma in qualche modo con le persone che stavano fuori. Facevo siciliani a Roma, figurati. Che sono tanti. Sì, erano cioè, tutte le persone anche più importanti, qualcuno che aveva avuto un significativo nella vita. Diciamo con una storia da raccontare. Sì, con una bella storia. Vediamo un'altra fotografia, così vediamo dove siamo arrivati con anche la tua storia fotografica. Questi sono i miei nonni. Che cos'è questo? Questa è la tomba che c'è nella chiesa di Sambuca. E ci sono i tuoi nonni? Lì ci sono i miei nonni. Beh, sì. quindi insomma una famiglia anche importante, no? Sì. Quando arrivi là, che emozione hai? Questo è l'emozione adesso, come tutte le altre famiglie, e lo è stata, ci sono, vabbè, non storicamente... tutti hanno comunque all'interno di una chiesa. Guarda, quello è lo stemma della mia famiglia, che mi piace moltissimo perché, sai, è la stella cometa. È una cometa... Quindi ci siamo anche sì, a 8 punte. E questa è una cosa molto bella, che a me piace molto come immagine. Beh, insomma, se me l'hai mandata in qualche modo perché ti piace ricordarlo, sì, perché comunque sono emozioni che comunque in qualche modo si ripetono e tu li mantieni vivi. Mio nonno e mio bisnonno. Andiamo con un'altra fotografia, così vediamo dove siamo arrivati e poi arriviamo alla tua storia anche personale. Queste le foto non sono proprio chiare, però questo è il cuore. Questo è un pezzo di vita, un pezzo di cuore, è una storia importante, un momento importantissimo nella mia vita, però non te lo posso presentare così. Ti devo dire che io, quando sono arrivata a Roma, facevo la radio, poi a un certo punto non era quello che mi piaceva. Facevo Avevi anche già 3 bambini? Avevo Hai avuto già 3 figli? No, dopo, quando avevo già 3 bambini, ho mollato tutto, ho lasciato, Perché era comunque perché difficile? io ricomincio sempre. Perché era difficile far conciliare tutto? Era difficilissimo e poi erano orari scombinati con cui io non potevo seguire la mia famiglia, perché poi dopo l'ho seguita ancora meno. Però, perché hai avuto un marito, tu hai detto, molto presente, che ti ha aiutato e ti ha permesso... se non avessi avuto lui, io questa vita non l'avrei avuto. Perché tu mi dici, le parole che mi caratterizzano sono rinascita, sangue, rigenerazione e Mediterraneo. Sì. E nella rigenerazione tu ti rigeneri sempre, se una roba finisce riparte anche sempre. Nella rinascita, rinasco.
come l'araba fenice. Esatto. Quindi che cosa è accaduto? Allora, ho ripreso a studiare, mi sono laureata e ho ricominciato. Ti sei laureata con i 3 bambini? Con i 3 bambini. Ecco, quindi doppio, triplo, quarto. E infatti c'hai la foto che ti ho mandato, quella dei miei 3 gioielli. Sì, dovrebbe essere è la adesso, foto vediamo del giorno se c'è. della mia laurea. Con i 3 ragazzi. Sì, erano loro 3 Vediamo, adesso bambinetti. arriva. E il giorno della mia laurea. E da lì è cominciata la mia... Eccoli. 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 Vedi, la piccolina è proprio Come hai neanche 3 fatto a anni. conciliare tutto? Così, non lo so, non so dirti, io non è che me lo sono studiato come. È successo. È successo. Beh, però ci hai messo tanto impegno. Con tanto impegno, tanta gioia, tanto amore. Cosa è successo dopo la laurea? Che cosa dopo la laurea ho cominciato tante esperienze, molte, che hanno contribuito a una mia formazione professionale, di cui vado fierissima, ti devo dire la verità, perché mi ha dato tanto questa formazione professionale. Sono partita dalla cattolica, ematologia, 5 anni, contemporaneamente andavo agli istituti biologici per imparare tante cose, e là è stato formativo per imparare quindi la anche, laboratoristica. diciamo, un percorso di studi in cui ci si deve comunque impegnare tantissimo. Non è una cosa così? No, no, ho studiato sempre, ancora continuo a studiare, devo dirti. Quante ore dormivi per notte, te lo ricordi? No, dormivo. Riuscivi? Sonno, quindi avevi anche i figli che dormivano, ti facevano dormire? Sì, i miei figli questa è una fortuna, però sei stata molto fortunata. I bambini andavano a letto alle 8 e si svegliavano la mattina alle 7 meno un quarto. Così. Vediamo se Alex Parravano ha qualcosa per te. Ed il rock passava lento sulle nostre discussioni. 18 anni sono pochi per promettersi il futuro, ma tutto quel che voglio, dicevo, è solamente amore. Bene. Nata sotto il segno dei pesci. Nata sotto il segno dei pesci. Nata sotto il segno dei pesci e cantata da Venditti. Che cosa rappresenta per te questa canzone? Dopo i Gemelli, se vuoi tornare indietro e vedere Carolina Fossati, la mia collega, io sono andata all'Istituto Superiore, che abbiamo visto prima. La foto di prima, Istituto Superiore di Sanità, e là sono andata a ematologia, perché come ti ho detto l'altra volta, il sangue è stato il fil rouge che mi ha accompagnato tutta la mia vita. Anche a scuola mi interrogavano sempre sul sangue. E poi ho continuato allora all'Istituto Superiore di Sanità, e ho lavorato col professor Cesare Pescile, una delle persone che è stato fondamentale nella mia vita, è stato un maestro, mi ha insegnato il rigore assoluto nella tu però ricerca, già ce l'avevi di tuo, ma nella ricerca e l'amore verso le stem cell. Io sarei ore su cose, ma io stavo ore. Immagino. E i bambini venivano la domenica. Alcune volte quando avevo degli esperimenti mi portava i bambini, mia figlia sa che stava così, con le mani così, per non toccare niente, perché c'era attenzione, RNA non si tocca. Ancora ora ridono i miei figli di queste frasi. E lì ho cominciato a lavorare alle cellule staminali, che tu immagina, negli anni 90 la gente mi diceva giochi con le provette, perché adesso parliamo di cellule staminali. Certo. Negli anni 90 giochi con le provette. Poi negli anni la ricerca, come dire, Poi, negli anni è diventato diverso. Anche più velocemente, noi siamo stati mandate, io e Carolina insieme, siamo andate a Filadelfia, al Cancer Center di Filadelfia, della Jefferson, dell'università. Ad aprile siamo stati mandati per conto dello Stato italiano, perché l'Istituto Superiore di Sanità è lo Stato italiano, certo. Ci hanno mandato ad aprire un nostro laboratorio.
che è una cosa meravigliosa. E su questo forse Alex c'è un'altra canzone per te. Ecco. Night is falling, Con Carolina. I'm lying awake, I am. Feel myself No, devi cambiare fading away. So receive my brother with you. Feathers kiss and will we love each other long like this on the streets of Philadelphia. Na, 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 na. Grazie Alex, tu mi hai scritto una cosa bellissima, hai fatto un racconto molto bello, andrebbe veramente letto tutto per quanto è stato appassionato, ma mi hai scritto: le donne il sangue non lo versano, lo donano. Questo fa parte di quello che io ti ho scritto, quelle parole che sono per me importanti. Sono rinascita, sangue, rigenerazione, Mediterraneo. E oltre Filadelfia, dopo Filadelfia al ritorno, è stato fondamentale dedicarmi alla rigenerazione. Prima sempre all'istituto, poi aprendo quest'altra sfida bellissima che ti ho detto augurerei a tutti, aprire un reparto, dei reparti nuovi in un ospedale che non esisteva. Anche lì 2 persone importanti che mi hanno dato una mano e che sono fondamentali, Gennaro Moccia, che purtroppo non c'è più, che ha aperto, e Francesco Rocca, l'attuale presidente della regione, che mi ha supportato perché abbiamo aperto un servizio trasfusionale, donazione di sangue e poi medicina rigenerativa. Tu lo senti il peso di queste cose importanti che hai No, fatto? è bellissimo, mi piace molto. Per te Per me non è un peso, per me è una gioia. Il peso nel senso sapere che sei stata tu. No, non è quello, l'importante è che esistano. Per me è importante poter fare partecipe anzi gli altri di queste esperienze, di farli arrivare, di farli avvicinare soprattutto adesso. La rigenerazione è stata sia in medicina ma anche sul territorio. Per cui ho aperto l'associazione insieme ad altri, ci abbiamo messo 3 anni a costruire l'associazione Progetto Donne del Mediterraneo. Di donne di varie nazionalità e di varie estrazioni. Di varie estrazioni e soprattutto di varie culture religiose. Che quella è la cosa più difficile da mettere insieme. Ci abbiamo messo 3 anni, ti dico, alla fine una volta con uno, una alla volta fine con non è l'altro. nemmeno molto, No. perché ci sei riuscita, c'è gente che non ci riesce. Con altre persone e siamo riuscite ad aprire questa bellissima associazione che a tutt'oggi è attiva, vive di progetti, non di incontri né di eventi, ma soprattutto cose progetti concreti, pragmatici, in cui le donne insieme guardano a quel progetto e non fra di loro, quindi ognuno rimane chi è. Ognuno rimane con la sua identità. Si può dire che l'unione fa la forza, ma è come questo con progetto. la propria identità e nessuno si confronta su questo. Che secondo me quella è la cosa più importante, esatto, anche perché quello poi aiuta. Per fare ciò fin dall'inizio abbiamo cominciato a donare il sangue, insieme. Guarda che vedere, quello sì è emozionante, vedere come ora un'ebrea con una palestinese, con una cristiana, una musulmana, insieme, tenendosi per mano, donare il sangue è veramente l'essenza. Ecco, lì allora l'hai sentito. Lì sì, l'ho perché sentito. È vero che tu fai tutto con una certa naturalezza, però io credo che poi per diverse volte, non una volta sola. E in questo ci ha accompagnato ancora il territorio, perché erano le donne dei coltivatori diretti che ci venivano a sponsorizzare le colazioni, sia dentro che fuori. Quindi è stato proprio bellissimo. Quindi veramente un'inclusività. Allora lì è venuta fuori la frase: le donne il sangue non lo versano,
ma lo donano. Che è una frase bellissima. Vorrei vedere qualche altra foto che ti rappresenta, così ti racconto anche attraverso le fotografie. E questo, vabbè, questo è il Sant'Andrea. Chi abita a Roma sa che passando il dal raccordo anulare... Il luogo del mio cuore più importante, devo dirti. Se c'è un luogo importante è perché è stato veramente entusiasmante, un'esperienza da augurare a tutti. Andiamo avanti con le foto mentre parliamo, perché il tempo stringe. Io ti volevo fare una domanda. Quando ti guardi allo specchio? Questa è importante. Questa qui, questa foto. Vogliamo parlare di questa foto? Mi vuoi parlare di questa foto? Magari. Dai, dimmi questo, poi dopo ti faccio la domanda che ti volevo fare. Guarda, io adesso lavoro in tanti posti, Artemisia, Mercede, Terapia, sono i luoghi dove io lavoro. Ma questo progetto è un progetto che si chiama Percorsi a colori e rapporta, cioè È una continuazione di quello di prima, in qualche modo? Sempre. Vanno a braccetto. Però questo è la parte conclusiva e più attuale. Cioè lo stato di salute, come leggi, non è semplice assenza di malattia, ma è benessere. Infatti. E allora abbiamo messo insieme due momenti della nostra salute, dei nostri studi: la diagnostica e la terapia. La diagnostica avanzata, quindi tutto ciò che riguarda il microbiota, che adesso va tanto, si sa tanto sul... Si sa tanto, ma mai abbastanza, perché poi alla fine quando uno va a approfondire capisce che in realtà sa poco. Ecco. Quindi quando qualcuno viene da noi perché ha un problema, noi lo prendiamo da tutto il suo insieme e cominciamo a studiare sia dal punto di vista diagnostico e poi diamo la terapia personalizzata di quelle attuali. Come si arriva da voi? Da noi si arriva tramite tutte le nostre strutture, che c'è scritto di pubblicità, come pubblicità questo. Quindi anche cercando il tuo nome, Silvana Campisi, si arriva a te. E poi, come ti ho detto, Mercede, Artemisia, Terapia, questi sono i posti migliori. E sono questa medicina personalizzata, che è la cosa del futuro più importante. Silvana, il tempo sta veramente stringendo, e la domanda che ti volevo fare prima, a cui tengo veramente la tua risposta, perché ti trovo una donna interessante sotto tanti punti di vista. Avrei voluto approfondire un po' su tuo marito, ma il tempo veramente a nostra disposizione è poco, e so che lì avrei aperto comunque una voragine affettiva. Quando ti guardi allo specchio, quando Silvana si guarda allo specchio, che cosa vede oggi? Ma io vedo una persona che non specchio è si metaforico, piace, ovviamente. sì, che non si cura molto esteticamente. Questo è un mio difetto, lo dico, me lo vedo, me lo Il mio sento. specchio era però più metaforico. Metaforicamente cosa vedo? Vedo qualcuno che deve andare avanti ancora, che ha qualcosa ancora da dire, che tutto quello che ho detto io l'ho fatto in piena coscienza. Quindi hai portato avanti tanti progetti. Ogni progetto non è stato un caso, è stato voluto. Tu oggi sei venuto accompagnato da una tua nipotina. Quanti nipoti hai? Ecco, io ho 6 nipoti che sono la mia gioia. Quella che mi ha accompagnato oggi è la più grande. Quindi hai 6 nipoti, 3 figli e 6 nipoti, vita meravigliosa. Una vita meravigliosa. Silvana, io ti ringrazio per essere stata qui. Ma io ti devo dire perché ho scelto quelle musiche. Dimmi perché hai scelto quelle musiche. Che Venditti ci ha portato fortuna per tutti gli esperimenti all'Istituto Perché avete sempre fatto gli esperimenti con la sua musica, quindi va fatto da colonna sonora. Bene, ci mettevamo Venditti, e questo
lo devo ringraziare Benissimo, pubblicamente. io ti ringrazio, grazie mille per essere stata qui Grazie con a noi. te di Poi avermi- magari più là, guarda, faremo una puntata che non c'entra con i migranti, ti porterò in uno spazio diverso per raccontare di più su questo progetto, perché è veramente interessante. Questo è molto E qui bello. in poco tempo per raccontare vabbè, magari già più l'abbiamo- l'escursus da migrante non abbiamo potuto approfondire. Ti ringrazio Grazie. moltissimo per Grazie, e noi avermi ci vediamo permesso subito dopo la questo. pubblicità. Grazie.